Stiamo guardando il Sermone sul Monte. Siamo entrati nel vivo del Sermone. Dopo aver fatto un'ampia premessa, il Signore Gesù mostra quanto la legge che Dio aveva dato al suo popolo fosse più profonda e applicata al regno dei cieli più che alla terra, si elevava anche nello standard. Abbiamo visto il primo esempio, il primo degli esempi che vengono scanditi da una parola di grande autorità del Signore, che è "ma io vi dico", che è come se spalancasse una porta chiusa davanti a comandamenti che prima venivano rispettati soltanto in modo superficiale, dicevamo senza il cuore della legge. E questo è interessante perché, se vi ricordate, dicevamo l'altra volta che il Signore non è venuto per abolire la legge, e quindi quando Lui dice che mancava il cuore della legge, non sta intendendo che certe cose possono essere trascurate o messe in secondo piano, l'importante è che hai il cuore della legge. No, perché facendo questi esempi Gesù, rivelando il cuore della legge, anziché dire che certe cose sono da trascurare, le carica ancora di più. E abbiamo visto che nella legge di Dio, nel regno dei cieli, il non uccidere è invece un comandamento che segnala non l'atto violento, ma l'ira. Io vi dico, se direte testa vuota a un vostro fratello, se direte stolto, abbiamo visto come questo insulto era un modo per giustificare di avercela con qualcuno, perché aveva un'accezione morale. Lo stolto era colui che rifiutava Dio e quindi uno lo disprezzava giustificato perché era uno che disprezzava Dio. No, Gesù dice, se tu dirai testa vuota o stolto, pazzo al tuo fratello, tu sarai condannato. Vi ricordate questa escalation di gravità? Tribunale, sinedrio, genna. E quindi capiamo che quando il Signore dice che è venuto per ripristinare il cuore della legge, non sta alleggerendo, ma sta alzando lo standard. E non ricordo se ne parlavo con qualcuno o l'ho detto qui pubblicamente. Questi insegnamenti di Gesù portano anche i credenti a un particolare scoraggiamento, mi spiego, al punto di dire è impossibile, così è troppo difficile. Ma è lì che ci vuole portare il Signore, perché è lì che il nostro cuore si arrende e si accosta a Dio per grazia. E diciamo, Signore, ho bisogno di te. Signore, io voglio fare la tua volontà, umanamente mi è impossibile, ho bisogno di te. Ho bisogno della tua presenza, ho bisogno di dimorare in te, ho bisogno della pienezza dello Spirito Santo. Il Signore ci vuole portare a comprendere che con le nostre forze noi non possiamo fare quello che Lui chiede e abbiamo bisogno di Lui. Ecco perché Lui si esprime chiaramente quando dice senza di me non potete fare nulla. Ed è quello che vogliamo fare. Quello che ci lascia a disagio riguardo a noi ci aiuta a dipendere dal Signore. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, fosse anche se stesso, benedetto l'uomo che confida nel Signore. E così il Signore parla di questo primo punto della legge, che tra l'altro era il sesto comandamento, e poi procede con altri esempi. Apriamo le nostre Bibbie, teniamo aperto il nostro testo di riferimento che è Matteo, capitolo 5. Leggo dal verso 27 al verso 30. Voi avete udito che fu detto, non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla
ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. Ci fermiamo qui perché poi il Signore, sempre applicandolo al tema del matrimonio, prenderà un'altra prescrizione. Che cosa dice in questo caso la legge? Cosa punta la legge del Signore? L'adulterio, come pensavano gli israeliti, o come rivela Gesù, l'impurità? Evidentemente l'impurità. E il Signore qui alza davvero il livello, perché chiarisce un fatto che probabilmente era diventato scontato anche ai tempi del Signore. Ed era sempre il tentativo di riportare il tutto a un atto esteriore, disinteressandosi di quello che è dentro. E il Signore di nuovo rimarca questo principio dicendo: il Signore conosce il nostro cuore. Il riferimento è al 7° comandamento, quello che troviamo in Esodo capitolo 20, che è non commettere adulterio, che è sicuramente un comandamento che ci è chiaro, perché è legato al matrimonio, al tradire il matrimonio. Ma il Signore va oltre. Possiamo andare avanti con la slide, così vedete qualche appunto. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ha già tradito, ha già infranto, ha già rotto il patto, ha già commesso un atto che è evidente davanti a Dio. Ora, qui non sta dicendo il Signore chiunque guarda una donna. Una vecchia traduzione diceva chi riguarda una donna, cioè la guarda nuovamente, la guarda con l'intento di desiderarla, con l'intento di averla dal punto di vista fisico. Ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E il Signore rivela che non è l'atto finale che Lui vede, ma anche l'intenzione, come abbiamo già visto nel non uccidere. Ha già commesso adulterio nel suo cuore. Credo che quando il Signore parlava così, tutti quelli che lo ascoltavano sicuramente si saranno sentiti in difetto. Nel regno dei cieli la condanna punta alla rottura del patto di fedeltà coniugale con la volontà di non romperlo formalmente. Perché l'idea qual è? Lo dirà dopo il Signore riguardo al divorzio, uno che vuole rompere il matrimonio formalmente. Qui è diverso. Qui per assecondare una pulsione fisica si rompe il patto coniugale senza romperlo. Senza, ah sì, tanto rimango con mia moglie, rimango con mio marito. Perché l'esempio è al maschile, non al femminile? Vale anche per le donne, non solo per gli uomini. Ma nella civiltà dove viveva Gesù, gli uomini avevano più libertà di azione, diciamo. Quindi era più facile per loro che fossero colti in questo peccato. Ma l'idea è di rompere il patto di fedeltà senza curarsene, semplicemente per assecondare un impulso carnale. E in questo noi scopriamo quanto è attuale la parola di Dio, perché a dispetto di chi dice che la parola del Signore è solo per tempi andati, noi scopriamo che questo principio è molto attuale, soprattutto nella nostra società.
che è una società che gli studiosi hanno definito sessualizzata. È tutto proiettato sulle pulsioni carnali, tutto. Qualunque aspetto, anche il più innocuo. Faccio una banalità, persino le trasmissioni del mezzogiorno che vedete in televisione hanno sempre comunque un elemento, solitamente è una ragazza, ma a volte per par condicio fanno un ragazzo con vesti succinte, per cercare comunque di veicolare le pubblicità, i messaggi, i doppi sensi. La nostra società è una società sessualizzata, è una società che ha il culto del corpo, che parla di un valore che valore non è, cioè devi essere desiderabile fisicamente. E desiderabile fisicamente non significa desiderabile come persona, ma che piaci agli altri esteriormente, che è sufficiente una tua fotografia per permettere a qualcuno di dire questa persona mi piace, questa persona mi interessa. È difficile poter dire di una persona, fatemelo dire questo nell'epoca dei social, è difficile poter dire di una persona che ti interessa da una fotografia. Eppure avviene così. Ma ci confondiamo in una società che ha il culto del corpo. Non ti può interessare una persona da una fotografia, perché una persona ti interessa quando l'hai sentita parlare, quando capisci che sentimenti ha, come ragiona, che principi ha, che carattere ha. Non lo puoi fare un interesse, non può essere suscitato da una foto. Ma la nostra società è una società che promuove il culto del corpo e instilla questi principi anche ai nostri giovani. Per non parlare della pornografia, che purtroppo nel nostro tempo è alla mercé di tutti. Per non parlare della facilità con cui, per i tempi moderni, per il nuovo modo di pensare, che non è detto che sia approvato dal Signore, ragazzi e ragazze stanno insieme moltiplicando occasioni di cadute. Ma fratello, sei un po' retrogrado, ora non posso più uscire da solo con la mia fidanzata. Tu lo sai. C'è poco da ridere, perché qualcuno ha pianto. La nostra società è una società che porta in sé di non preoccuparsi dei tradimenti, perché alcune esperienze, così si sente dire, se avete colleghi non vi sarà nuovo questo modo di pensare, certe esperienze non contano niente. Non contano niente, sono solo esperienze. Non c'era sentimento, non c'era amore, è stato un momento così fugace che non vuol dire nulla. Non è così. Il Signore, parlando di questo comandamento, alza il sipario e dice: guardate che quando Mosè ha scritto non commettere adulterio, non stava semplicemente dicendo non tradire tua moglie di nascosto e poi torni a casa furtivo, ma vuol dire tutto il resto, quello che ti ha portato a quell'atto. Perciò vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Un pastore diceva che l'atto dell'adulterio è l'atto trovato, ma quando hai il desiderio nel cuore, l'atto c'è, gli manca solo l'occasione. E il Signore dice: vigilate nel vostro cuore. Ecco perché la domanda è: ma questo comandamento parla dell'adulterio o parla dell'impurità? Parla dell'adulterio o parla del essere indulgenti nell'assecondare le proprie pulsioni dicendo tanto poi recupero?
Signore vuole che abbiamo un cuore puro. E questo cuore puro, in questo mondo corrotto, va preservato. Va preservato. Il problema, sapete qual è? Che a volte non lo si prende seriamente e poi si piange. Poi ci sono delle ferite. Poi si creano dei problemi che vengono sedimentati nel cuore, ma prima o poi escono producendo dei problemi. Il Signore che conosce il nostro cuore lo sa. È per questo che ci ha dato questi principi. Ed è per questo che vuole che noi vigiliamo sul nostro intimo, sul nostro cuore. Come si fa? Il Signore dà la sua soluzione. Tenersi lontano dalle occasioni di caduta. E qui proviamo a sfatare un mito che ha illuso tanti e fatto cadere tanti. Verso 29 leggo. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, prega il Signore che ti dia la forza e resisti con tutto te stesso. Cavalo e gettalo via da te, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna. Se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, alzala verso il cielo e di Signore, resisterò col tuo aiuto. Tagliala e gettala via da te. Non avrai più possibilità che la tua mano ti faccia cadere in peccato, perché l'hai tagliata. È meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. Sfatiamo il mito che noi col Signore possiamo fare tutto, perché è Gesù stesso che ci indica questa soluzione. La soluzione di Gesù per resistere a questo tipo di tentazioni, Gesù non sta dicendo non le avete. Quando accetterete me come Salvatore non avrete più pulsioni. Non dice questo Gesù. Gesù è cosciente, consapevole della nostra natura. La Scrittura lo dice, egli si ricorda che siamo polvere, non polvere d'oro, polvere di terra. Sa che siamo fragili, sa che cadiamo. È Gesù che poteva dire, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, fatevi animo, io ho vinto il mondo. È Lui che dice la soluzione per non cadere in queste tentazioni legate alla pulsione, che poi condizionano la mente, ti fanno dire ma alla fine lo posso fare, alla fine recupero, alla fine resisto, alla fine non vuol dire nulla, alla fine si può riparare, alla fine il Signore perdona. Per evitare tutti questi meccanismi che dal corpo partono e arrivano alla mente, Gesù dice la soluzione io te la indico. Scappa, tieniti lontano, evita. Allontanati da ogni occasione di caduta. Così insegna il Signore. E se noi vogliamo ubbidire al Signore, resistere in questo, dobbiamo ubbidire a Lui. Non siamo più forti del Signore. Nessuno di noi lo è. Vi racconterò poi una storia, un esempio di testimonianza per tutta la sua vita. Se Lui ci consiglia così, chi siamo noi per dire ma a me non succederà? Perché tanti l'hanno detto e sono caduti rovinosamente. E noi stessi. Il Signore conosce il nostro cuore. Ci sono dei concetti importanti in questi insegnamenti di Gesù. Leggiamo cortesemente, qualcuno lo legga per tutti. 1 Corinzi 6, da 18 a 20. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo,
che è in voi e che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi. Poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Paolo rimarca questo principio e non dice resistete alla fornicazione, dice fuggite. E poi dice ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo, perché diventa lo strumento del peccato. E poi dice il Signore che il Tempio dello Spirito Santo, la Bibbia dice che è il nostro corpo, non il nostro essere. Non è la nostra anima il Tempio dello Spirito Santo, è il nostro corpo. Cioè, l'elemento del corpo è di grande importanza per il Signore, perché Lui ci ha creati spirito, anima e corpo, e non c'è nulla delle tre parti che sia inferiore all'altra, perché sono tutte state create da Dio, quindi tutte meravigliosamente buone, perché create da Lui. Ma il Signore evidenzia più volte nella Scrittura che i peccati di natura sessuale hanno la loro rilevanza. E lo vogliamo ribadire in un mondo che questo tipo di argomenti lo ha svuotato della propria rilevanza dicendo sono solo esperienze, è la natura, sei spinto, asseconda, vai dietro al tuo cuore, creando una confusione tale che non è però approvata da Dio. Il Signore ci deve aiutare a rimettere nelle posizioni che la Scrittura mette le cose, compreso il corpo. Guardate che la questione corpo-anima è una questione che dall'inizio del cristianesimo ha creato problemi nella Chiesa. Quando voi leggete, per esempio, Paolo, ne parla anche Giovanni, di persone che trattavano duramente il corpo privandosi del cibo, lo facevano perché ritenevano che il corpo era male e l'anima era il bene. Ciò che era materiale era negativo e ciò che era spirituale era positivo. Ma c'era un'altra corrente che diceva, poiché quello che conta è l'anima, perché il Signore salva l'anima e il corpo non è così importante, allora quello che tu fai col corpo alla fine non incide. E infatti molti, e nell'Apocalisse noi troviamo i Nicolaiti, per esempio, dicevano tu col corpo puoi fare quello che vuoi, puoi fornicare, puoi ubriacarti, puoi fare del tuo corpo quello che vuoi, tanto l'importante è che l'anima, il Signore te la salva. Non è così. La Scrittura dice che il corpo è importante come l'anima e lo spirito. Infatti, fratelli, noi siamo salvati, ma l'opera di salvezza sarà completata quando nell'ultimo atto del Signore, nella sua opera di salvezza, Lui salverà il nostro corpo. Quella è la completezza della salvezza. Infatti la Scrittura dice che noi siamo salvati, l'anima nostra è stata lavata dei propri peccati, grazie a Dio. Quando il Signore ci chiamerà, se Lui non torna e ci chiamasse prima, noi andremo col Signore, il nostro corpo si addormenterà, verrà seppellito, ma la nostra salvezza sarà completa, l'opera della salvezza sarà completata quando alla fine, in quel giorno, con lo squillo di tromba, i morti in Cristo risorgeranno e quelli che saranno viventi saranno trasformati. Cioè, alla fine il Signore salverà anche il corpo, lo trasformerà, lo riunirà all'anima e allo spirito e l'intero nostro essere andrà alla presenza di Dio. Quindi il corpo è importante. E tutto quello che fa di noi il padrone del nostro corpo, non è nella volontà del Signore.
perché il nostro corpo non è nostro, l'ha acquistato il Signore. Ecco perché ogni tanto qualche giovane mi chiede: ma cosa pensi dei tatuaggi? Cosa pensi dei piercing? Cosa pensi di quelle cose che vengono fatte sul corpo? Tutto quello che deturpa il corpo è irreversibile e magari in qualche momento della tua vita tu te ne potresti pentire e non puoi più tornare indietro. È un atto contro qualcosa che non ti appartiene. Noi dobbiamo tenere il nostro corpo in onore. Siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate Dio nel vostro corpo. E i peccati che cedono alle pulsioni sensuali sono commessi contro il corpo che è il Tempio dello Spirito Santo. Prima Tessalonicesi 5, 23. Qualcuno lo legga cortesemente. Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. L'intero essere nostro, lo spirito, l'anima e il corpo, siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore. E c'è questo concetto che a molti non piace, ma dobbiamo riconoscerlo, fratelli. La dichiarazione che Gesù fa della debolezza umana nella lotta contro le pulsioni carnali. Leggiamo 2 Timoteo 2, 22 e poi Proverbi 5, da 1 a 9. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Che consiglio dà Paolo a un giovane pastore e probabilmente non è sposato e deve andare a curare una chiesa e deve essere un esempio per quella chiesa? Fuggi le passioni giovanili. E non sta parlando di non ti deve piacere lo sport, non ti deve piacere qualche cosa, non devi avere interesse, niente di tutto questo, ma sta parlando di quelle pulsioni che soprattutto nell'età giovanile forse ribollono di più, ma che possono far cadere in cadute che poi risultano irreversibili. E allora che consiglio dà Paolo a Timoteo? Prega tanto e ce la farai. Prega tanto in mezzo a una società immorale, puoi stare lì a braccetto, prega tanto e ce la farai. No, fuggi le passioni giovanili. Togliti ogni occasione. Evita. Senza paura, scappa. Allontanati. Non fare l'eroe, non fare il coraggioso, perché sei debole. Proverbi 5, da 1 a 9. Figlio mio, sta attento alla mia saggezza e inclina l'orecchio alla mia intelligenza, affinché tu conservi l'accorgimento e le tue labbra custodiscano la scienza. Poiché le labbra dell'adultera stillano miele, la sua bocca è più morbida dell'olio, ma la fine a cui conduce è amara come l'assenzio. È affilato come una spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono alla morte, i suoi passi portano al soggiorno dei morti. Lungi dal prendere il sentiero della vita, le sue vie sono sbagliate e non sa dove va. Or dunque, figlioli, ascoltatemi e non vi allontanate dalle parole della mia bocca. Tieni lontana da lei la tua vita e non ti avvicinare alla porta della sua casa, per non dare ad altri il fiore della tua gioventù e i tuoi anni all'uomo crudele. Di nuovo anche il libro dei Proverbi, prima abbiamo letto nel Nuovo Testamento, adesso lo leggiamo nell'Antico Testamento. Tieni lontano da lei la tua via, non ti avvicinare, non giocare col fuoco, non ritenere che ce la farai, perché la nostra natura è debole e può cadere. E quindi ci sono diverse cose che noi potremmo applicare, tante cose. Frequentare qualcuno, scherzare troppo, indulgere troppo in certe compagnie, pensare che non sia nulla. Sono tante cose nelle quali il consiglio rimane sempre quello: stai lontano,
Stai lontano, non dire a me non capita, perché non è detto. O lo stesso, fratelli, vale in entrambe le direzioni. C'è un desiderio che si può accendere per la nostra debolezza, la nostra pulsione, ma potremmo essere anche, questo lo dico anche come credenti, potremmo anche essere noi a, come dire, desiderare di essere desiderati. Perché in qualche modo può sembrare gratificante, ma attenzione, sono pensieri che riguardano sempre questa cultura del corpo, questa società che parla del fatto che se non sei attraente, allora non vali. Allora, voi sapete, ci sono 3 aspetti del nostro apparire esteriore che noi dobbiamo evitare. E uno di questi è la sensualità, l'essere sensuali, il mostrare il corpo cercando di essere desiderabili. Rientra sempre in questi meccanismi. Non appartiene ai credenti questo modo di pensare. Una maglietta più scollata, una gonna più corta, un vestito più attillato, per uomini e donne, in modo che possano dire: il mondo dice bello, ma il bello che dice il mondo non vuol dire bello. Non vuol dire bello, vuol dire altro. E i credenti queste cose non le devono assecondare. Perché il Signore vede il nostro cuore. Hai già tradito, hai già commesso un'infedeltà. Conoscete Billy Graham? Un uomo che ha predicato a milioni di persone per tutta la sua vita. Di lui si dice spesso, è col Signore adesso, si dice spesso che è stato irreprensibile, mentre altri predicatori di grande fama sono caduti. E io ve lo dico perché nel periodo in cui mia mamma accettò il Signore, c'era stato un grande scandalo di un grande predicatore americano che aveva fatto anche delle campagne evangelistiche in Italia in quel periodo, alla metà degli anni '80, ed era caduto rovinosamente in un'immoralità, poi scoperto. Billy Graham no. Di Billy Graham si può testimoniare che fino all'ultimo fu integro e irreprensibile. Sapete perché? Perché all'inizio del suo ministero lui era un evangelista itinerante, stava diversi mesi lontano da casa, tante volte lontano da sua moglie, perché quando era giovane aveva i figli piccoli, non lo poteva seguire. Si resero conto, lui e il suo staff, chi suonava, chi curava la parte logistica, si resero conto che quel tipo di vita, nonostante fossero predicatori del Vangelo, quindi non stiamo parlando di persone, come dire, ambigue, che facevano cose non trasparenti, predicatori del Vangelo, si resero conto che potevano scivolare. Non dicevano: Signore ci sta benedicendo, ci renderà sempre più forti. Si resero conto che potevano scivolare. E un giorno si misero insieme, si ritrovarono in una stanza, in una città che si chiama Modesto, già il nome è incoraggiante, in America, e scrissero quello che loro definirono il manifesto di Modesto. 4 punti. Non ve li dico tutti e 4, parlavano della gestione del denaro, parlavano del criticare gli altri, parlavano della popolarità e il secondo punto, titolo, immoralità. Noi ci impegniamo a non parlare mai da soli con una persona dell'altro sesso, che sia per una consulenza, che sia per un consiglio, che sia per una preghiera. Noi ci impegniamo a non trovarci mai da soli in quelle situazioni.
e ci impegniamo a far sì che le stanze d'albergo dove dormiamo, ognuno dello staff abbia la stanza a fianco a un altro e a fianco a un altro. Questo sarà la garanzia e l'aiuto l'uno dell'altro per evitare che qualcuno sia tentato. Uno potrebbe dire, un grande predicatore, magari per resistere alla tentazione, poteva dire, noi ci impegniamo ad alzarci all'alba tutte le mattine, fare un'ora di preghiera, così il Signore ci dà la forza. Noi ci impegniamo a prenotare le stanze una a fianco all'altra, non una in fondo al corridoio che quando vai lì nessuno ti vede, perché potresti cadere in tentazione. Cioè stavano dichiarando con questo manifesto di Modesto che erano deboli e in quanto deboli potevano cadere. Perché, fratelli, confessare di essere deboli non significa peccare. Ed essere tentati non significa peccare. Si pecca quando si cede alla tentazione, ma dimostri di amare il Signore e fare sul serio quando riconosci di essere debole e dici, io piuttosto che scherzare con rischio, è meglio che evito. E finì la sua vita novantenne e più, per questi principi, così, che arrivano dalla Scrittura, perché il Signore conosce il nostro cuore. Domande, commenti? Io mi rendo conto di una cosa, fratelli, che di questi argomenti e soprattutto di questi consigli ed esortazioni, più andiamo avanti, più è difficile parlare, perché il nostro mondo è veramente un mondo. Noi eravamo, nella mia prima esperienza lavorativa, eravamo responsabili di un grande portale in internet che aveva tante rubriche, sport, cultura, salute, tutte le rubriche, insomma, era un portale nazionale importantissimo. E ricevemmo una volta una contestazione da un'associazione dei genitori perché dal nostro sito, con 3 clic, un bambino poteva finire in un sito immorale. Non che fosse nel nostro sito, ma uno agganciava un altro, un clic, in quell'altro sito con un altro clic si agganciava un terzo sito, e al terzo sito con un altro clic si finiva, quindi esterno al nostro, però c'era stato chiesto di verificare, ora è impossibile verificare perché tu non sai nel sito che cosa uno può linkare, ma per dirvi la facilità con cui ormai tutto questo è messo davanti ai nostri occhi, ma ancor di più la cultura, perché noi vediamo, adesso si chiamano serie TV, prima si chiamavano telefilm, per teenager, dove hai i teenager che si innamorano e a un certo punto stanno insieme un po', una puntata, 2 puntate, 3 puntate e a un certo punto. Ed è normale, ma non è normale nel regno dei cieli. E il Signore dice, fuggi. Questo è il metodo. Questo è il metodo. Non vi chiedo di essere supereroi. Fuggi. Ma ovviamente vale anche se tu sai di essere debole in altro. Fuggi, fuggi. Preserva il tuo cuore. Andiamo avanti. Matteo 5, leggo 31-32 i versetti. E il Signore fa un'applicazione da un'altra sfaccettatura
riguardo sempre al matrimonio. Fu detto: chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera. E chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio. Ed è interessante qui che non dice se tu mandi via tua moglie tu diventi adultero, è implicito questo. Ma fai diventare adultera tua moglie. L'adulterio è il tradimento, cioè tu sei unito a un uomo o una donna e tradisci con un altro uomo o un'altra donna. Se tu mandi via tua moglie e lei si unisce a un altro, la fai diventare adultera. E allora il tema qual è di questo comandamento? Che cosa condanna la legge? Veramente il divorzio oppure il concetto di infedeltà? Cioè il concetto che in qualche modo, se non te la senti più, se egoisticamente desideri altro, se vuoi girare pagina, se vuoi assecondare altri progetti, puoi rompere il patto indissolubile. E il Signore dice: non è così, perché quando il Signore ha istituito il matrimonio, l'ha istituito sul fondamento della fedeltà, che vuol dire che devi rimanere fedele, devi mantenere il patto coniugale, anche in presenza di problemi. C'erano due correnti di pensiero rabbinico, una progressista e una più conservatrice. E di nuovo troviamo che il Signore Gesù si allinea alla linea conservatrice. Quando noi leggiamo di Gesù che condanna farisei, sadducei, quando fa gli esempi dicendo se c'è qualcuno che deve essere seguito, non dice mai seguite i sadducei. I sadducei erano più larghi come vedute. Diceva se c'è qualcuno che dovete seguire tra i movimenti religiosi in Israele, dovete seguire i farisei. E in alcuni insegnamenti di Gesù è più in linea con i farisei, che erano più conservatori. Ovviamente critica anche i farisei perché avevano perso il cuore, l'abbiamo già detto. Ma c'erano due correnti riguardo all'atto di ripudio. C'era la corrente più larga, dove i rabbini insegnavano che tutto sommato alla fine il matrimonio non era un rapporto perfetto e quindi potevano insorgere nella vita coniugale dei problemi e quei problemi, se non riuscivi a superarli, eri autorizzato a separarti. E per fare le cose onestamente, per non far sì che tua moglie poi sembrasse una donna di facili costumi, bisognava presentare un atto di ripudio. Il Signore lo userà come esempio nelle profezie. Israele, io ti ho scritto l'atto di ripudio, eppure tu non ti sei convertito, anzi tua sorella Giuda ha iniziato a imitare te, dice il Signore in Geremia. E quindi questo atto di ripudio serviva un po' per aggiustare le cose. Poi c'era l'altra corrente che sosteneva che il matrimonio era comunque un rapporto indissolubile e l'unico motivo che poteva essere giustificabile per rompere, quindi scrivere un atto di ripudio, era il motivo della fornicazione. Il termine è proprio fornicazione nell'accezione più generale, che quindi può far star dentro diversi aspetti, l'impurità, l'immoralità, l'adulterio, il tradimento e tante altre sfaccettature. Alcuni studiosi, andando a inserirsi nel contesto culturale del tempo, ritenevano che il salvo per motivo di fornicazione che Gesù dice si riferisse allo scoprire che la moglie o il marito avevano avuto dei rapporti prima del matrimonio, ovviamente con altri, e lo scoprirono all'interno del
del legame matrimoniale. Perché questo? Molti studiosi lo sostengono, perché in realtà non c'era un fidanzamento in Israele, non c'erano due tipi di rapporti diversi. Il fidanzamento era già l'impegno indissolubile, e non era una fase di conoscenza, era già un impegno, e quindi e poi veniva concluso con l'atto del matrimonio. E quindi il fatto che il Signore non dica salvo per motivo di adulterio, che è il tradimento da sposati, ma fornicazione, fa intendere che probabilmente si scopriva che c'era stata fornicazione prima che la persona avesse sposato. Ma indipendentemente dalle spiegazioni, il Signore dice: se tu, per assecondare la tua idea, per il tuo egoismo, chiamiamolo come deve essere chiamato, sei disponibile a rompere il patto matrimoniale, beh, sappi che non stai semplicemente risolvendo un problema tuo, perché non vai d'accordo. In termini moderni si dice per incompatibilità di carattere, perché, non so, non mi piace come cucina mia moglie, perché non condividiamo gli stessi hobby, perché è scorbutico mio marito. Il Signore dice: guarda che se per questi motivi, che sono dei motivi che si possono risolvere in un altro modo, e lo vedremo, tu fai di più che risolvere un problema. Tu generi adulterio. Generi adulterio. Quindi il Signore alza un po' ed esponi anche la persona che forse lei non voleva, tua moglie, separarsi, ma tu le dai l'atto di ripudio, esponi pure lei a commettere questo peccato. In altre parole Gesù sta dicendo: il patto di indissolubilità del matrimonio deve far sì che la tua fedeltà sia più importante del tuo egoismo. Quando ti sposi sei chiamato a fedeltà. E se le cose vanno male, se le cose non vanno sempre bene, se quando eravamo fidanzati la mia fidanzata mi preparava da mangiare e io pensavo che fosse bravissima, invece si faceva cucinare dalla mamma, e poi quando ci siamo sposati ha scoperto che non sapeva cucinare, che faccio dopo? È troppo tardi? Si può risolvere, perché il matrimonio è istituito da Dio. E se non è infranto, Dio lo può tenere insieme. È indissolubile. Quindi il principio è la fedeltà. Siamo chiamati alla fedeltà, sempre. Che se ci pensate è una buona soluzione. Perché se con umiltà andiamo al Signore quando ci sono dei problemi, Dio ci aiuta. Anzi, la dico al contrario. Fratelli, noi ormai purtroppo è all'ordine del giorno. Chi di noi non conosce coppie divorziate, coppie separate? Chi di noi non le conosce? Ma queste situazioni, conoscete voi coppie di questo tipo che stanno bene, che non hanno problemi, che non hanno ferite, che non hanno complicazioni, che non hanno tribolazioni? Quella che sembra una soluzione, basta, non si può fare, chiudiamola lì, non risolve problemi, ne crea di nuovi, crea ferite. Io ho amici miei cari che sono cresciuti con genitori divorziati e qualche problemino ce l'hanno sempre avuto loro, qualche complesso, qualche senso di inadeguatezza.
la ricerca di qualcosa che si capiva che era la mancanza di... C'è sempre qualche problema. Le cose che il Signore ha creato sono perfette. Le cose che vogliamo creare noi per aggiustarle non sono perfette. E quindi quello che Gesù fa è un appello alla fedeltà, cioè un appello a non rompere l'indissolubilità del matrimonio. Dio può perdonare ogni peccato, Dio può ricostruire ogni situazione. Il problema è che quando vediamo questi divorzi, queste separazioni, è che le parti in causa non hanno voluto sottomettersi al Signore e Dio non ha potuto operare. Ma noi vogliamo essere cittadini del Regno dei Cieli, amen? E ritenere che è giusto essere fedeli, che del resto è quello che il Signore ci fa vedere. Lui è fedele, Lui non viene meno, Lui non manca mai al suo impegno. Mi fermo qui. Domande, commenti? Cari, io ve l'avevo detto che mentre ci inoltravamo nel sermone sul monte le cose uscivano. Questo è un archivio di insegnamenti attualissimi, perché Gesù parla dei principi, non degli atti storici, e sono principi che valgono per noi.